Buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13. Oggi come vedete siamo in veste salute e andiamo subito a capire di che cosa ci occuperemo. Parleremo di qualcosa che ci spaventa chi ovviamente pensa di potersi ammalare, ma spaventa un po' anche le famiglie che vivono la condizione. Parliamo di demenza senile, quali aiuti per i pazienti ma soprattutto anche per le famiglie. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Pierluigi Dal Santo, direttore dell'unità operativa complessa di geriatria dell'ULSS 5 Polesana, benvenuto. Buongiorno a tutti. Anzi, posso dire ben ritrovato perché... Grazie, grazie. Ecco. E il piacere di avere qui in carne ed ossa, visto che una volta abbiamo vista solo in video, abbiamo il piacere di avere in studio con noi Daniela Martini, psicologa del Centro Ascolto Alzheimer, sempre dell'ULSS 5 Polesana. Benvenuta. Buongiorno, grazie. L'Italia, lo sappiamo, ce lo raccontano tutti, compreso il Giappone, è uno dei paesi dove c'è il maggior numero di vecchi, perché ci piace dire proprio anche la parola vecchio. Allora, ultracentenari sanciti e censiti al 1° gennaio del 2019, pensate 14.456, di over 85 2,2 milioni e di over 65 13,8 milioni di popolazione. E la speranza di vita per un uomo è stimata in 80,8 anni e per una donna 85,2 anni. Nel mondo ogni 3 secondi una persona si ammala di demenza, in Italia una persona ogni 2 minuti. Allora, dottor Dal Santo, stiamo parlando di qualcosa che spaventa, lo abbiamo detto fin da subito, perché la perdita della coscienza del sé, della capacità di ragionamento ci pone davanti a tanti interrogativi e in questo momento storico la ricerca non è proprio dalla nostra parte, mettiamola così. Sì, sono dati che spaventano, corrispondono alla curva epidemiologica conosciuta da molti anni, già prevista da epidemiologi, geriatri e altri specialisti. Ma io vorrei dare anche una informazione un po' meno allarmistica, un po' meno pessimistica. Cioè bisogna guardare questo aspetto dell'invecchiamento e del correlato rischio di demenza anche in termini ottimistici. Mi spiego. Indubbiamente i numeri sono numeri elevati perché sono numeri che mettono in crisi la famiglia, mettono in crisi ovviamente per primo il paziente, mettono in crisi l'organizzazione sanitaria. Però se noi abbiamo la freddezza di vedere quello che cosa è capitato negli ultimi 20 anni e di staccarci un attimino da questo tetro orizzonte, possiamo vedere che la prevalenza relativa, cioè il numero di pazienti che in questo momento ultra 85 anni o ultra 65 anni sono ammalati di demenza e la confrontiamo con i dati di 20 anni fa, vediamo dei numeri che stanno piano piano diminuendo. Cioè il numero assoluto dei malati è aumentato perché grazie a Dio viviamo di più, ma il numero relativo dei malati di demenza nelle varie fasce di età sta diminuendo. Questo è vero in Italia ed è vero anche in altri paesi del cosiddetto Occidente economicamente evoluto. Questo perché? Perché vediamo il frutto di campagne di prevalenza delle malattie degenerative cardiovascolari, del diabete, di una corretta alimentazione che piano piano stanno dando il loro frutto. Non solo, ma vediamo anche come la spinta alla buona relazione tra gli individui può portare anche ad un verosimile contenimento del problema della demenza. Senta, dottore, noi facciamo un po' fatica perché quando qualcuno ci parla di demenza senile pensiamo subito all'Alzheimer, però bisogna fare un distinguo, cioè per esempio, non so, in Italia abbiamo circa 650.000 unità di persone con l'Alzheimer con una diagnosi, poi il resto è 1,2 milioni, cioè un'altra metà, diciamola così, di demenza, quindi non sono o sono la stessa cosa? Quando parliamo di demenza senile è una cosa, se parliamo di Alzheimer è altro. La parola demenza senile come tale dovrebbe scomparire dal nostro lessico, perché non esiste la demenza del vecchio, esiste il problema cognitivo in un paziente avanti con gli anni, vecchio. Sicuramente l'età è il fattore di rischio principale per ammalare di questa malattia, perché si accumulano dei danni che poi il nostro cervello, non più elastico come prima, non più con quel concetto di plasticità che è tipica anche del sistema nervoso centrale, non riesce più a compensare. Ci sono tante demenze,
L'Alzheimer, che è il prototipo, il capostipite, diciamo, è sicuramente quella più frequente, ma non possiamo dimenticare che il successo dell'epidemiologia di cui io parlavo prima è espressione del fatto che c'è anche una componente di degenerazione vascolare, cioè non arriva più sufficiente nutrimento al cervello attraverso i vasi sanguigni. Ci sono altri tipi di demenza correlati per esempio ai disturbi del movimento, tipo il Parkinson demenza o la demenza a corpi di Levi, che non sono correlabili alla malattia di Alzheimer e risponde a meccanismi completamente diversi. E poi ci sono anche demenze di cui non si conoscono veramente i meccanismi, come quella frontotemporale che colpisce giovani, cioè persone in età più giovanile rispetto. Quelli che di colpo non si ricordano dove erano, cosa hanno No, fatto? sono pazienti che più spesso di altri hanno alterazioni del comportamento che si manifestano in modo improvviso. Diventano apatici, indifferenti, oppure all'inverso cominciano ad avere dei comportamenti del tutto fuori controllo, perdono i limiti di quello che significa vivere nella società, insomma. Comunque la situazione, quando lo si parla così tra amici, così a livello sociale, è una situazione di forte paura, no? L'idea di perdere la memoria a lungo termine, di perdere la memoria a breve termine e tra le altre cose, quando uno va a analizzare anche dei fenomeni che possono portare a delle forme appunto di demenza senile, c'è anche un problema connesso alla nostra capacità di sentire, di udire, perché anche quello è stato invalidante per un certo periodo, Certo, è d'accordo? Certo. I rapporti poi tra ipoacusia, cioè sordità e demenza, l'incapacità di elaborare, di capire quello che viene detto e poi anche di trasmetterlo è un fattore estremamente importante. Sappiamo, tanto per dire, per capire come in verità la nostra salute e la cura di una sana vecchiaia dovrebbe cominciare anche in età giovane e adulta, che il 10% circa delle demenze che dovremmo cercare di prevenire da giovani, da adulti, dipende dalla ipoacusia, dipende da una sordità non riconosciuta. Se solo ci impegnassimo su questo fronte, guadagneremmo in salute ovviamente per i pazienti, ma guadagneremo anche in termini di minori costi sanitari. Insomma, questo è un appello a tutte le mamme, i genitori, ma non anche adulti, perché ascoltare musica anche a livello molto elevato fa morire le nostre cellule, che sono come delle erbe che passa il filo, passa l'aria e si spezzano se c'è troppa aria. È un po' così, giusto? Assolutamente vero. Quindi magari usiamo e ascoltiamo musica, sì, bella, ma con un volume buono per le nostre orecchie. Cosa abbiamo detto, dottoressa Martini? La parola che maggiormente esce quando si parla di difficoltà cognitiva nelle persone è la paura per chi è portatore di questa condizione, una paura bestiale per la famiglia che purtroppo contemporaneamente nella nostra società vive, è come giocare continuamente con il tiro alla fune, perché non è capace di sostenere la persona che è malata, dall'altro deve lavorare, insomma si scontra con parecchie situazioni, è frammentata, è così. Sì, la famiglia si trova appunto disorientata, è la parola che usano i familiari di fronte quando c'è la diagnosi. Questo è il termine che usano e quindi trovarsi poi in una serie di emozioni, no? Quindi all'inizio c'è in realtà più la negazione della malattia, far finta che tutto sia normale, che sia come sempre, no? Però allo stesso tempo quando poi sono anche in situazioni di incontro con gli altri, hanno questo timore, no, che emerga la malattia e quindi cercano di nasconderla. E quindi ricordo tanti familiari, no, che quando dicono esco con mio marito, con mia moglie, se incontriamo gli amici, cerco di rispondere io per prima, perché non voglio che gli altri se ne accorgano. Quindi c'è una forma di pudore, di vergogna? Loro dicono poi in realtà che vogliono
difendere il proprio caro per il timore che gli altri poi comincino a usare termini non proprio belli, insomma, non consoni, quindi è un po' un atteggiamento di difesa del proprio caro, quindi perché la demenza poi rimanda un po' in termini un po' forti alla pazzia, no? Quindi questo è l'atteggiamento che hanno più i familiari, quindi proprio di protezione. Esatto, che è diventato strano, cioè gli altri dicono ma è diventato strano, poverino, poi molto spesso capita di dirlo di fronte alla persona che ha la demenza, come se non fosse lì presente, no? Nella conversazione, no? Quindi se non esistesse più. E quindi dobbiamo avere anche, magari capire che livello ha questa persona, ricordarsi che c'è sempre una persona che non è sparita, ma c'è. C'è una persona anche quando ha una demenza in una fase avanzata. E non si sa mai anche che in quella volta capisca, nel senso che alle volte no, ci sono dei flash. Anche in fasi avanzate possono, chiaramente non capiranno esattamente i discorsi, ma a livello emotivo il nucleo comunque loro percepiscono qualche cosa, per cui ci deve essere sempre il rispetto. Il rispetto. Pensate che bel messaggio che sta dando la dottoressa Martini, di portare il rispetto. Allora voi vedete qui la dottoressa Martini, vedete il dottor Dal Santo, ma l'approccio dell'ULSS 5 Polesana è un approccio multidisciplinare, di equip, quindi c'è anche il fisioterapista. Chi c'è con voi? Chi è? È molto grande, no? Allora, io sono la psicologa del centro d'ascolto dell'Alzheimer, è un progetto, il centro d'ascolto in realtà appunto è un progetto voluto e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione appunto con l'azienda ULSS 5 Polesana. È un progetto che intende accompagnare il familiare in tutto il percorso della malattia dall'inizio sino poi alla fine, che sia una conclusione intesa nella scelta di assistere fino alla fine il proprio caro a casa o nell'inserimento in struttura. È un servizio che lavora in rete appunto con il centro decadimento cognitivo dell'ospedale e con altre realtà del territorio. In più che l'ULSS Polesana ha messo a disposizione della struttura stessa. Allora noi ci torniamo proprio su questo approccio multidisciplinare, sull'offerta, subito dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo rientrati, siamo sempre con l'ULSS 5 Polesana, stiamo parlando di qualcosa di molto importante e anche impattante da un punto di vista psicologico e anche umano-sociale. Parliamo della difficoltà cognitiva, di quella che viene definita demenza senile, che poi non piace molto al dottor Dal Santo. Abbiamo capito che in un certo senso si può lavorare finché si è giovani anche su una certa forma di prevenzione, quindi dobbiamo preservare il nostro udito, una sana alimentazione, perché poi se le carotidi non si riempiono magari ci può arrivare meno flusso, meno sangue, meno ossigeno, e anche quello nel tempo indebolisce le nostre capacità. Quindi quando si arriva, diciamo, bene è una fortuna. Se non ci si arriva bene, però ci sono gli specialisti come lei che avviano un percorso specifico per ogni paziente, perché non tutti sono uguali, il trattamento farmacologico non è uguale per tutti, soprattutto. Certamente, sì. Allora, la fase di intercettazione del paziente, cioè del paziente che ha un deterioramento cognitivo o un supposto deterioramento cognitivo, parte dalla famiglia, parte dal paziente e parte da chi rappresenta gli interessi del paziente. Il primo livello è comunque di riferimento, deve essere sempre comunque il medico di medicina generale. Gli specialisti all'interno dell'ospedale, che siano strutturati in un percorso ospedaliero o extraospedaliero territoriale, sono, diciamo, a un livello successivo e devono rispondere dei quesiti specifici che vengono dai familiari, dal paziente e soprattutto dal medico di medicina generale. Se poi parliamo del diritto alla diagnosi precisa, questo è un diritto costituzionalmente sancito
e che è assolutamente obbligatorio nel nostro campo, perché al di là delle possibilità di terapia che abbiamo e che in questo momento, ma poi forse riusciremo anche a parlare un attimo, non sono numerose, abbiamo dei doveri di caratterizzare con precisione la malattia, e sono tante le demenze di cui parlavo prima, perché ogni malattia, ogni tipo di demenza ha delle caratteristiche che si evolvono in un modo particolare, peculiare nel tempo, a cui dobbiamo dare delle risposte in termini di farmacologia quando appropriato, di interventi non farmacologici, e quindi mi riferisco anche all'attività della dottoressa Martini e di altre psicologhe che sono in questo momento affidate al Centro per il deterioramento cognitivo e per le demenze dell'USL 5 Polesana, e in una serie di interventi che sono non farmacologici, ma che la letteratura medica internazionale ha dimostrato essere parimenti efficaci, accompagnando il paziente nelle varie fasi e disegnando qual è il percorso assistenziale più appropriato per la fase stessa della malattia. Senta, le posso chiedere una cosa? Allora, lei prima parlava dell'importanza della diagnosi per poi poter partire con un percorso, con un processo terapeutico di sostegno. Sì. Oggi in Italia in questo momento solo un terzo delle persone con demenza riceve una diagnosi corretta, e quando accade purtroppo la malattia è già in uno stadio avanzato. Abbiamo questo problema, questo approccio, perché ci diceva prima la dottoressa, magari il coniuge che capisce si vergogna di portare l'altro dal medico, o cerca di, non ci vuol credere, magari c'è anche questo problema. Assolutamente sì, si parla della protezione del nucleo familiare ove presente, perché si vuole in qualche modo nascondere quello che si percepisce. C'è lo cosiddetto stigma che è del paziente e della famiglia, ma anche della società, che mette da una parte le caratteristiche di questi pazienti, i bisogni di questi pazienti, c'è la vergogna, e non si capisce che invece ritardiamo una diagnosi e quindi ritardiamo un percorso che deve vedere più attori coinvolti contemporaneamente, quindi il medico di medicina generale, la famiglia e il paziente, gli specialisti in ospedale e così via. Senta, le faccio una domanda, perché noi abbiamo anche Facebook e qualcuno ha scritto. Allora, le chiedono: ma un forte dispiacere personale oppure un intenso dolore dato per esempio dalla malattia del coniuge possono accelerare o peggiorare le condizioni cognitive già lievemente compromesse nelle fasi iniziali della malattia? Domanda molto importante. Rapporti tra emozioni, ansia, depressione, insoddisfazione e cognitività esistono, sono rapporti riconosciuti. Io posso anche riportare così una esperienza vissuta non più di 48 ore fa, in cui durante una visita in ambulatorio ho rivisto a distanza di 6 mesi una signora di 78 anni, la quale era stata definita dal sottoscritto portatrice di un disturbo neurocognitivo maggiore. L'anamnesi riportava molto importante, un fattore molto importante, cioè la esistenza di tensioni familiari molto evidenti e un vissuto d'ansia estremamente importante per la signora, la quale non voleva più restare nella casa che condivideva con uno dei figli. E la mia proposta era in quel momento di cercare con dei farmaci di acquietare l'ansia e la depressione, che erano estremamente evidenti e che poi si traducevano in risposte ai test diagnostici per la demenza, che dimostravano appunto un deterioramento già a livello moderato. Come corollario a questo mio intervento scrivevo: la signora richiede un impegno per affrontare la sua ansia, la sua depressione e il suo senso di solitudine, da non escludere l'inserimento in un istituto per anziani. Ho rivisto dopo 8 mesi la stessa signora. Quindi l'ha vista 48 ore fa? L'ho rivista 48 ore, a distanza di 8 mesi.
La signora è completamente cambiata perché in accordo con uno dei figli ha voluto scegliere l'istituto dove andare, si sente protetta, non si sente più sola, ha risposto a tutte le domande, non l'ho più definita come portatrice di disturbo neurocognitivo, ma come paziente assolutamente normale. Questo per dire come quello che noi fotografiamo in un momento, ed ecco le difficoltà di diagnosi, scusate, può non essere vero quando mettiamo uno stop a tutte le condizioni emozionali che compromettono la nostra cognitività. Quindi come chiede la signora, cioè quindi un forte dispiacere personale e un intenso dolore possono peggiorare, sì. amplificare questo sentire. Quanto sono importanti le emozioni, il sentire? Lo sa bene la dottoressa Martini, che è psicologa, e indaga, no, nella mente umana, è molto molto difficile. Quindi il livello emozionale, come ci sta raccontando in presa diretta il dottor Dal Santo, può incidere sul miglioramento o il peggioramento di una persona. Una persona può involvere, chiudersi e diventare veramente assente. Sì, situazioni simili, anch'io sto seguendo una signora, qui ci possono essere anche genitori che hanno perso per esempio i figli, e quindi anche lì quanto è difficile dire che è effettivamente una demenza e quanto incida invece un lutto pesante nella vita e nella cognitività della persona. Io seguo più i familiari e anche lì si parla di emotività, di stati, no, che si susseguono durante l'assistenza al malato, e quanto può andare incontro proprio il familiare a condizioni di gravi stress, e quindi diventare il familiare stesso anche un secondo paziente. Quindi l'importanza sì, di guardare al malato, ma è importante guardare, diciamo, un po' alla coppia malato-caregiver. Certo. Senta, Quindi le chiedo una cosa. Sempre ci chiedono, ma qual è il modo migliore per comunicare e farsi capire? Quindi lei si approccia di più con i familiari. Allora, questi familiari, per farsi capire, per comunicare con le persone che hanno questo deficit, come si devono comportare? Lei come li aiuta, cosa le racconta? Noi li formiamo i familiari. Il progetto è nato, è stato voluto per questo, dare gli strumenti a tutti i caregiver, quindi a tutti coloro che si prendono cura del malato, quindi dal familiare prima di tutto, ma poi le badanti, ma anche gli operatori, i volontari, quindi figure che si prendono cura del malato in tempi e in modi diversi. E quindi il progetto, il servizio, infatti il progetto si chiama Alzheimer Formazione e Sostegno. Quindi c'è un volantino lì e anche dei numeri, giusto? Sì, che poi possiamo dire. Sì. E quindi il progetto si chiama proprio così: formazione e sostegno per capire di più la malattia, per capirli di più, cioè il malato. Quindi che cosa facciamo noi con prima di tutto i familiari? Proponiamo degli incontri formativi durante tutto l'anno, dove incontriamo diverse figure professionali, in modo che il familiare possa capire e conoscere la malattia a 360 gradi. E tra questi incontri parliamo proprio della comunicazione, quindi e quanto la comunicazione cambia appunto nel corso della malattia. Quindi è diverso la comunicazione all'inizio rispetto a una malattia in fase avanzata, e quanto sia importante, soprattutto quando la malattia è in fase avanzata, capire quanto è importante, sebbene la comunicazione sia altamente alterata, mantenere una conversazione. Quindi farli sempre parlare. Certo, far capire che continuiamo un dialogo, continuiamo proprio la conversazione, anche se poi chiaramente la persona comincia a perdere le parole, comincia a perdere un po' il filo del discorso. Ma chi è dall'altra parte non deve perdere la pazienza. Non deve perdere la pazienza ed è per questo che l'altro aspetto fondamentale accanto insieme alla formazione è il sostegno, perché sì la pazienza, ma
ci vogliono tanti strumenti, certo, perché poi bisogna sempre non prendere il siamo... farmaco al momento giusto, capire se possono e come possono uscire, insomma, tanti aspetti. Noi torniamo subito dopo la pubblicità con l'ULSS 5 Polesana con il dottor Dal Santo e la dottoressa Martini. A dopo. Eccoci qui, siamo tornati con ore 13, siamo con l'ULSS 5 Polesana, stiamo cercando di capire come approcciarsi al deficit cognitivo, ma anche, come abbiamo sentito dal dottor Dal Santo, avere l'opportunità di avere bravi dottori in grado di rivalutare e comprendere se invece di esserci una freccia che va verso il basso, mettiamola così, c'è invece la possibilità di avere una freccia che va verso l'alto, quindi il paziente che migliora. Ho una domanda un po' tecnica, ma io sono sicura che lei sarà capace di rispondere. In una condizione di Alzheimer in terapia con rivastigmin da 3,3 mg 24 ore, ceroto transdermico, ci possono essere momenti di lucidità durante i quali ci si rende conto della propria situazione? E in questa fase l'espressione della gioia e della rabbia sono legate a reali sentimenti che hanno e che vengono vissuti in quel momento o sono casuali? Bella domandona questa. È una domandona complicata. Allora, sì. Cioè dice, mettendo il ceroto, la persona è conscia o non conscia? Cioè la malattia apre questa porta della consapevolezza? Io penso che non ci sia una risposta sicura su questo. Noi conosciamo il farmaco, è uno dei farmaci sicuramente più usati, almeno dal 2003, c'è anche la formulazione transdermica che dà una dismissione costante nel circuito ematico, quindi va benissimo, non si discute questo. Se questo farmaco in particolare migliori la consapevolezza o aumenti la consapevolezza della malattia, io sinceramente questo non glielo so dire, sono onesto. Che questo farmaco, come altri farmaci, migliorino transitoriamente delle prestazioni cognitive, cioè la capacità di migliorare la memoria di rievocazione, la capacità di essere un po' più concentrati e più attenti al mondo circostante, questo è stato sicuramente dimostrato. Sulla consapevolezza la questione è estremamente difficile da misurare, perché non abbiamo dei test che misurino la consapevolezza della malattia. È un termine binario, nel senso che la risposta alla domanda può essere sì o no e spesso anche mediata dai familiari, quindi è estremamente difficile entrare in questo argomento. Le espressioni di gioia, le espressioni... Allora, un'altra questione è siccome il farmaco aumenta i livelli di un neuromediatore all'interno del nostro cervello, se questo può a un certo punto esitare in una maggiore attività, per cui uno dice ma cosa mi sta capitando? Io penso che questo non possa essere dimostrato nel singolo paziente. Abbiamo però delle evidenze che questo stesso farmaco può aumentare l'irrequietezza. Se l'irrequietezza del paziente corrisponde poi ad una maggiore consapevolezza, ma che cosa mi sta capitando, io sinceramente questo non lo so dire. Senta, allora, così cercando anche di comprendere le dinamiche, le cause, lo abbiamo sentito anche una capacità di riduzione della nostra capacità uditiva può nel tempo comportare, no, una forma di demenza, ma come pure un'alimentazione, perché magari appunto l'afflusso sanguigno peggiora. Le ricerche nel campo delle neuroscienze, allora io le chiedo anche questo, i processi patologici negli anni producono appunto la morte neuronale, però ci dicono questi esperti di neuroscienze incominciano già 15-20 anni prima dei sintomi conclamati e allora una persona comincia a preoccuparsi, perché questo ci raccontano gli studi. Dall'altra parte adesso noi siamo qui, stiamo facendo comunicazione, dall'altra parte c'è una persona che sta ascoltando la nostra trasmissione. Nella stanza a fianco abbiamo chi sta smanettando col telefono, chi sta usando un device, e quindi smartphone piuttosto che tablet, eccetera. Questi
ci stanno raccontando gli psicologi, gli psichiatri e i neurologi, possono invalidare o no la nostra capacità cognitiva? Cioè, sono pericolosi secondo lei per la nostra memoria a breve e a lungo termine? Allora, In coscienza, perché siamo tutti lì, no? Abbiamo capito che non ci fanno dormire perché interrompono la produzione di serotonina dopo le 6:30 di sera, e questo lo sappiamo, questo perché lo è schermo sappiamo. brillante. Allora, se il telefonino, lo smartphone, il frequentare i social media significa coltivare e andare verso gli altri e coltivare buone amicizie, quindi un modo, diciamo, più intelligente, veloce, smart di contattare le persone, lo vedo come un progresso tecnologico. Non possono mai sostituire il rapporto interpersonale. Nel momento in cui sostituiscono il rapporto interpersonale può iniziare un processo di solitudine, di estraneamento, di allontanamento, che è un fattore di rischio importante per la demenza, e parlo in questo caso ai giovani e agli adulti. Quindi il soggetto che si isola è a Isola rischio. perché deve chattare, gli dico fai un'altra cosa, vai a farti una camminata con amici, trovati qualche volta al bar e cerca di coltivare buone amicizie e interessi culturali, non isolarti con il tuo smartphone. Questo è un grosso problema. E il problema dei videogiochi glielo chiedo perché poi vanno molto di moda e secondo alcuni ricercatori, alcuni scienziati, possono indurre così, poi problematiche nel nostro uso di ricordare, di andare a memoria. Una volta ci si imparava a memoria, non so, è appena stato San Martino, Giosuè Carducci, la nebbia e gli articoli, invece qui stiamo smanettando, i bambini imparano ad ammazzare più nemici, e questo è produttivo o no? O allora, controproducente per io il non nostro cervello? posso, allora può essere anche una fonte di stimoli che possono esitare anche in irritazione dell'encefalo, anche con delle manifestazioni di tipo epilettico in individuo predisposto, specialmente i più giovani, sicuramente. Se è un'attività ludica estemporanea, non sarò certo io a lanciare strali nei confronti di questa pratica, ma deve essere est modus in rebus, deve essere tutto confinato alla misura. Se è un'attività che sostituisce attività di relazione interpersonale, che deve essere una relazione fisica, non può essere una relazione mediata dallo smartphone. È la fisicità quella che ci contraddistingue come appartenenti al regno animale e come persone che sono in collegamento con gli altri. Su questo non c'è ombra di dubbio. Questo no, adesso facciamo anche un po' un sorriso, c'è anche chi in tarda età si incontra sui social e si sposa, c'è di tutto. Ma questo è bene, questo va molto bene. È uno strumento da utilizzare con delle finalità ben chiare. Sale in zucca, e anche limitare magari l'uso dei videogiochi. Però insomma cerchiamo di fare attenzione, perché poi le tecnologie, il 5G, non sappiamo poi nel nostro cervello, i nostri neuroni, quanto possano sopravvivere se stressati a lungo. Allora, questo centro, che lo vogliamo ricordare, questo progetto Alzheimer, è molto importante. Intanto mi dice quando è aperto, quando è chiuso, quando accogliete le persone, quanti possono essere accolti come parenti, che vengono a essere formati, informati? Allora, le sedi sono principalmente due. Allora, c'è un centro d'ascolto a Rovigo, presso la cittadella sociosanitaria, e un centro d'ascolto ad Adria, quindi per seguire medio e alto Polesine e basso Polesine. Da settembre c'è una terza collega che segue l'alto Polesine, quindi è presente il martedì e il giovedì presso l'ospedale di Trecenta, mentre io seguo appunto il medio Polesine presso la cittadella. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, così come la collega di Adria è presente presso l'ospedale dal lunedì al venerdì. È un servizio gratuito per l'utente, quindi tutti coloro che accedono al servizio e utilizzano
partecipano alle attività o utilizzano appunto il punto d'ascolto accedono direttamente contattando la psicologa di riferimento. I colloqui informativi o di supporto individuali sono su appuntamento e poi appunto si iscrivono per partecipare alla formazione, per partecipare ai gruppi, sia al gruppo familiare che per i gruppi di stimolazione e quindi prendono direttamente contatto con la psicologa. Io appunto seguo Rovigo, la dottoressa Paganin per Adria e la dottoressa Bottura per l'Alto Polesine. Cosa le chiedono? Informazioni quindi dalla rete dei servizi, a partire appunto da come funziona il centro d'ascolto, cosa c'è nel territorio in termini di servizi per loro, per il malato, e quindi adesso che c'è anche il progetto Sollievo, come dicevo prima, lavoriamo in rete tra CDC, centro d'ascolto e centri sollievo. Poi si concordano proprio degli incontri di sostegno proprio per elaborare quello che è l'impatto della malattia e quindi le difficoltà, no, che ci sono nel quotidiano, come si diceva prima, come tenere la comunicazione, come cosa fare anche in termini di stimolazione. Prima, appena adesso parlavate anche di tecnologia, tablet, computer, anche qui è il discorso di come si utilizzano, perché anche per la persona con demenza abbiamo fatto un incontro con una collega di quanto si può utilizzare, fare un po' di stimolazione cognitiva attraverso l'uso di applicazioni. Ci sono delle applicazioni o comunque anche degli strumenti a livello di libri, e quindi si può partire, e abbiamo insegnato anche ai familiari come fare esercizio anche a casa con carta e penna, matita, oppure utilizzando anche degli strumenti come può essere il tablet, attraverso l'audiolibro, delle applicazioni di piccole cose. Sempre comunque, dottoressa, sta il fatto che io dico sempre un piccolo animale domestico, un gatto, un cane, qualcuno, sì, perché poi la persona anziana si occupa di questo e magari ritarda un po' un evento che forse insomma arriva purtroppo. Noi andiamo in pubblicità, torniamo subito dopo con lo 5 Polesana. A dopo. I servizi. Eccoci qui, siamo ancora con lo 5 Polesana, stiamo cercando di capire come affrontare, che cosa ogni ULSS mette a disposizione per le persone che hanno patologie relative alla difficoltà cognitiva, pazienti e familiari. Perché diventa importante? Perché questa malattia, dottor Dal Santo, è una malattia corale, riguarda un po' noi, tutta la società, riguarda la famiglia e quindi anche l'ammalato. Abbiamo visto che a livello nazionale ci sono tanti piani che vengono applicati. La Regione Veneto sta seguendo qualcosa che è il Piano Nazionale delle Demenze del 2014, che mette in gioco il medico di famiglia e poi i centri. Voi come state procedendo? A che cosa vi state approcciando? Alla Regione? Con che cosa? Sì, è stato fatto un lavoro molto importante che è durato quasi 3 anni, a cui hanno partecipato vari specialisti provenienti da tutte le realtà sanitarie della Regione Veneto, coordinate appunto dalla Regione stessa, e che ha dato esito ad un piano diagnostico terapeutico assistenziale che dovrebbe essere applicato per i pazienti con questa malattia e nelle varie fasce d'età, e considerando i vari attori che sono impegnati, quindi le famiglie, i pazienti, il medico di medicina generale, gli specialisti a vario titolo e nei vari setting assistenziali che sono l'ospedale, gli ambulatori e il territorio. E quindi volevo richiamare anche la vostra attenzione sul fatto che questi lavori hanno avuto come manifestazione pratica, proprio visiva, la costruzione di un sito facilmente raggiungibile, e quindi mi rivolgo anche ai familiari, ai caregiver, a chi dà assistenza per cercare di appunto entrare in questo meccanismo, in questa delucidazione dei vari passaggi che spesso, parlandone astrattamente, sembrano essere di difficile comprensione. Se noi andiamo su
demenze.regione.veneto.it si apre una bellissima immagine di un labirinto verde, quella della Villa dei Vescovi di Galzignano, dove c'è un signore che cerca di essere orientato. È una mappa che con dei menu a tendina dove ci si può presentare e dico: io sono un paziente, no, sono un familiare, sono un assistente sanitario, oppure sono uno psicologo o sono uno specialista che non ricorda più cosa fare in questo tipo di patologia come primo approccio diagnostico. Interrogo il sistema esperto. Non solo, ma se faccio fatica ad andare dalla dottoressa Martini perché in quel giorno in cui mi ha dato appuntamento telefonando ho un impegno di lavoro, andando sui luoghi di cura posso interrogare il sistema e dire qual è il punto dove posso andare ad accompagnare il mio caro come centro sollievo, o qual è l'ambulatorio più vicino. Clicco nella mappa e dico che il punto più vicino a Rovigo o a Rosolina o a Trecenta è situato in questa sede e risponde a questo numero. Allora ricordiamo qual è il sito? demenze.regione.veneto.it, mappa per le demenze. Quindi è un servizio in più che viene messo, che viene applicato proprio per aiutare le persone, i familiari in questo caso soprattutto chiaramente, e l'aiuto concreto. Senta, le faccio una domanda che è anche questa sempre, oggi ho fatto un sacco di domande complicate, dottore, non mi odia. Siamo alla terza, poi allora, c'è il problema proprio del costo, no? La malattia per esempio costa 818 miliardi di dollari a livello mondiale ed è l'1,1% del PIL. Se fosse una nazione sarebbe la 18ª economia nel mondo. Pensiamo un po' a questi numeri perché così ci avviciniamo. In Italia parliamo di 37, di quasi 38 miliardi di euro, che sono il 2% del PIL. Ora, abbiamo capito che le buone pratiche potrebbero forse rallentare, non lo sappiamo proprio con certezza, però migliorare la nostra vecchiaia e magari allontanare questo aspetto. È così? Perché abbiamo sentito quanti soldi poi costa il sistema sanitario, quanto viene poi impiegato in spese. Ricordo il 2% del PIL italiano, è tantissimo. Sì, ci sono costi diretti, nel senso che gli specialisti, il medico di medicina generale, i farmaci, gli ausili, hanno un costo che viene coperto dal sistema sanitario nazionale. Esistono poi dei costi indiretti che sono quelli dovuti proprio alla necessità di sorvegliare e accompagnare il paziente, e questi sono difficilmente quantificabili, però con alcuni modelli anche mutuati dalla scienza dell'economia si è riusciti anche a identificarli, a quantificarli, proprio a monetizzarli. Parificando l'attività di sorveglianza di un caregiver, cioè di un familiare o formale o informale, l'assistenza che famosa dà, badante, mettiamola così. E allora si cerca di quantificare questi costi dicendo: se l'attività di aiuto sorveglianza la pagassi 5 o 10 euro all'ora, qual è il costo generale dell'assistenza, e vengono fuori dei numeri veramente impressionanti, nel senso che a seconda della gravità e della fase della malattia si va dai 30 ai 60 mila euro sopportati soprattutto all'anno per famiglia, a seconda della gravità della malattia stessa. Se noi avessimo a disposizione dei farmaci realmente efficaci che riuscissero a prevenire la manifestazione della malattia degenerativa neurologica solo di qualche anno, voi capite bene che quota di PIL potremmo risparmiare ogni anno. Questo è un dato. Abbiamo però sicuramente, e su questo si insiste molto, da fare ancora di più in termini di corretta informazione per quanto riguarda la prevenzione. La prevenzione, e ho parlato della ipoacusia, dobbiamo tener conto che circa il 35% delle demenze che si manifestano clinicamente sono prevenibili.
Il 30%, cioè più del 30%. voglio dire, su 10 persone, Mentre, 3 potrebbero essere esattamente, tranquillamente il resto, curate. il 60-65% non sono prevenibili, nel senso che corrispondono a predisposizioni genetiche e nessuno di noi può scegliersi i genitori, o a un insieme di condizioni che comunque non possono essere prevenute con l'igiene ambientale. Io pensavo prima ai giovani, no? Abbiamo sentito vanno in discoteca, musica alta, Sì. l'ipocosia, ma anche il fumo, perché il fumo veramente magari danneggia molto anche poi in là nel tempo, anche questo. Certamente, anche questo è un fattore importante, l'abuso alcolico, i traumi cranici. Quindi ci ricordiamo Muhammad Ali, no? Che alla fine della Sì. sua vita era, probabilmente aveva il morbo di Parkinson, qualcosa del genere, quindi chiaro. i traumi alla testa, proprio le botte in testa, fanno morire i nostri neuroni. Esattamente, quindi dobbiamo cercare di essere più educati, nel senso di metterci delle protezioni quando andiamo in bicicletta, per esempio, Il motorino, il scooter. in motorino, in scooter, e ovviamente l'appello agli automobilisti ad essere sempre estremamente prudenti, perché ci sono delle persone più deboli e non protette dalla carrozzeria minori. dell'auto che possono essere investite. Ecco, allora avete capito, quindi il dottore vi ha dato delle informazioni, quindi il 30% è prevenibile con la buona alimentazione e le buone prassi. Noi siamo stanchi di raccontarvele, insomma, siamo tutti adulti vaccinati e se non siamo adulti abbiamo un buon occhio per i nostri figli. Senta, dottoressa Martini, parlava del caregiver, e allora in Italia il welfare lo fanno 7 milioni di famiglie. E lei non è che ne ha 7 milioni in ambulatorio, per fortuna, se no sarebbe sfinita. Però ne vengono tanti, perché hanno bisogno di una parola in più. Siamo in chiusura e quindi magari ci dia anche una parola di conforto, che è venerdì. Beh, noi facciamo per singola sede, quindi per singolo centro d'ascolto, una media di 300-400 colloqui all'anno, e quindi... Quindi 2 al giorno? Sì, anche 3, Ecco. anche perché appunto non sono solo un colloquio proprio informativo, ma proprio poi appunto si segue nel tempo appunto il familiare. Quello che si cerca di fare è poi appunto fare in modo che il familiare anche acceda al gruppo familiari, questo perché c'è la possibilità di seguire contemporaneamente più familiari, ma soprattutto dare uno strumento in più al familiare stesso, perché nella condivisione con chi sperimenta la mia stessa situazione mi capisce, sono capito, mi sento meno solo. Già quando vengono nei momenti di formazione, più di qualche familiare mi dice: beh, venire qua, sentire gli altri che hanno una situazione simile alla mia, che ce l'hanno fatta, allora mi dico non sono solo o non sono sola e ce la posso fare anch'io. Quindi il gruppo familiare diventa per lo psicologo la possibilità di seguire contemporaneamente più familiari, ma per i familiari stessi creare una rete tra loro di sostegno al di fuori del gruppo. Quindi dell'amicizia. Poi magari qualcuno amicizia, però il famoso credo, rapporto umano di cui ci ha sempre parlato dal l'esperienza del mio gruppo familiari si è creato in questi anni quello che tra loro poi si sono scambiati i numeri di telefono, per cui c'è il momento quel giorno che magari mi sento particolarmente giù, o soprattutto magari tipo le festività, così, quindi chiamo e ci capiamo, sappiamo serio. di cosa stiamo parlando. Ecco, allora in questo caso magari sono nati qualche chat WhatsApp, ma non siamo lì con la bacchetta, in questo caso va bene, la autorizziamo questo gruppo. No, anche perché poi è un comunque, sostegno reale. Sì, perché poi ci si trova una volta al mese, poi qualcuno si trova poi comunque magari, fisicamente ripeto, al di fuori del gruppo. vere, Esatto, serie, e soprattutto diventa un sostegno reciproco e anche uno scambio anche di consigli utili, perché quelli che diamo noi come professionisti servono, poi serve molto anche quello anche che il familiare impara
nella quotidianità e che mette a disposizione all'altro familiare. Allora, avete capito quante cose ci sono quando qualcuno sta male, quando la malattia in questo caso è una malattia corale. Allora, io ringrazio molto l'US5 per essere stata con noi. Ringrazio il dottor Pierluigi Dal Santo, direttore dell'unità operativa complessa di geriatria dell'US5 Polesana. Grazie alla dottoressa Daniela Martini, psicologa del centro ascolto Alzheimer dell'US5 Polesana. Noi con Ore 13 torniamo domani, arrivederci.